qui non si parla tanto di blocco, si parla proprio di un fermo anche singolo, perché le capacità di continuare proprio diventano minime. Il prezzo dei carburanti che vola giorno dopo giorno preoccupa gli autotrasportatori. Se alcune sigle annunciano scioperi e blocchi, la CNA aspetta al tavolo indetto al Ministero con la vice ministro Teresa Bellanova. È chiaro che anche il governo nelle scorse settimane ha lasciato briciole, poche cose che ci ha concesso. Noi in questo caso abbiamo bisogno proprio di un importante segno dal nostro governo, perché il caro gasolio, che tra l'altro nella prossima settimana è annunciato aumenti ancora, quindi io ritengo che a questo punto martedì 15, che abbiamo un incontro nel pomeriggio con la vice ministra Bellanova, ci sia una sensibilità verso i nostri confronti per arrivare a qualcosa di più concreto. È il momento che il governo faccia la sua parte e le sue proposte, ci dicono i rappresentanti di categoria, che faticano, come la maggior parte dei cittadini, a capire questi rincari alle pompe. Il prezzo al distributore è evidente a tutti, ma comunque vorrei anche sottolineare che secondo noi c'è anche parte di speculazione su questo, che va a gonfiare i prezzi.